24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. È stata inaugurata ieri la 46esima edizione del Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato al vino, che vede la presenza di operatori in arrivo da tutto il mondo. Al taglio del nastro il ministro delle politiche agricole Mario Catania, che ha dato indicazioni sul futuro del settore, affiancato dal governatore della regione Veneto Luca Zaia, dal presidente di Verona Fiere Ettore Riello e dal direttore Giovanni Mantovani. Ma forse dobbiamo lavorare molto di più su alcune modalità di marketing per come comunicare, far arrivare in giro per il mondo questo straordinario prodotto. Noi abbiamo solo questo gap oggi da colmare, che non è facile perché è un prodotto di tradizione a cui dobbiamo innestare un po' questa innovazione di come portarlo in giro per il mondo. Ecco, quindi credo che questo debba essere il grande obiettivo, quindi non ci stuferemo mai perché è un mondo che forse ha veramente ancora tanto da dire e noi siamo qua a dargli una piccola mano per quello che possiamo fare. Il settore vitivinicolo traina ancora il comparto agroalimentare italiano. Nonostante la crisi, nel 2011 l'export ha superato i 4 miliardi e l'Italia si conferma leader sul mercato mondiale con una quota del 22%. Uno scenario in cui Vinitaly continua a rappresentare un vantaggio competitivo per il sistema paese, un appuntamento imprescindibile per mettere in contatto le aziende nazionali con i maggiori buyer stranieri, promuovendo col tempo la cultura del vino e del Made in Italy. Il cambio data è stata la scelta fatta in relazione a tante richieste delle aziende che da tempo stavano chiedendo una maggiore attenzione al business, all'incontro con gli operatori internazionali e quindi inserendo 3 giorni feriali anziché un sabato e una domenica che alla fine erano tutti e 2 festivi, pensiamo che sia la modalità giusta per ottenere un buon risultato in termini di presenza di operatori internazionali su questi 3 giorni. Sono davvero 150 km di vini, quelli della pedemontana collina veneta, un'area che si snoda dal Garda al Friuli Venezia Giulia, dando vita alle migliori produzioni della regione che ha il primato produttivo nazionale dell'enologia e del valore delle esportazioni di vino con prodotti come Prosecco e Amarone che stanno conquistando l'apprezzamento dei consumatori di tutto il mondo. I percorsi enoturistici di questo straordinario areale sono stati presentati ieri a Vinitaly, nello stand istituzionale della Regione del Veneto, nel padiglione 4, spazi D4 e 4, dall'assessore regionale al turismo Marino Finozzi, dai presidenti delle strade del vino che percorrono le colline della pedemontana veneta e da Nazareno Leonardi, coordinatore del progetto turistico di eccellenza Pedemontana Collina Veneta. Il governo Monti gode di ampia fiducia tra gli imprenditori del Nord-Est, selezionati come testimoni privilegiati e intervistati dalla Fondazione Nord-Est nell'ambito del periodico Opinion Panel, realizzato con il sostegno di Friuli Adria. L'esecutivo viene collocato al terzo posto nella scala di fiducia accordata alle istituzioni, con il 57,9% di risposte positive. Un indicatore forte di adesione all'operato di Monti da parte degli imprenditori del Nord-Est, che riporta in positivo la fiducia verso il governo. La situazione attuale porta gli opinion leader intervistati nel Nord-Est ad apprezzare l'attuale governo Monti e denota una ritrovata fiducia verso il Paese e le sue effettive capacità di uscire dalla crisi. È un impegno morale e politico quello della Regione del Veneto a favore del turismo per tutti, che vuol dire consentire a ogni persona, compresi quanti abbiano un deficit motorio, sensoriale e alimentare temporaneo o permanente, di godere dell'ospitalità, della cultura, dell'ambiente e dell'enogastronomia del nostro territorio. Lo ha ribadito l'assessore al turismo del Veneto Marino Finozzi, intervenuto alla Fiera di Vicenza agitando Hall, l'amplissima sezione dedicata all'ospitalità per tutti nell'ambito di Gitando, il salone dedicato al turismo e al tempo libero. In questo segmento Vicenza è punto di riferimento europeo, così come il Veneto è regione pilota in Europa nel turismo per tutti.
Operazione antibigiatura, l'assenza ingiustificata dalle elezioni dei carabinieri di Treviso, che hanno passato a setaccio, seppure in modo molto discreto, i registri di 82 scuole della media inferiore e superiore della Marca trevigiana. I militari hanno acquisito dai presidi i nominativi degli studenti assenti proprio sulla base dei registri. Poi sono stati attivati dei controlli nelle aree a maggior frequentazione giovanile, ad esempio vicino alle stazioni o nei parchi. Così 21 studenti sono stati trovati a zonzo durante l'orario scolastico anziché in aula. L'esito dei controlli, che hanno avuto soprattutto un carattere preventivo contro possibili condotte a rischio, è stato comunicato ai genitori dei diversi minori. Imprenditoria in profondo rosso, non è un paese per giovani. Oltre 28.000 titolari ed amministratori di impresa under 30 spariti dall'inizio della crisi, soprattutto nel nord-est. Tutti particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.